per non era per l'argomento, molto probabilmente il problema sarebbe stato analogo, perché la procedura di demanizzazione, se compete allo Stato o compete alla Regione, osserva pure quei principi di diritto per i quali se c'è un lavoro sopra non si può demanizziare. Mentre se c'è un lavoro sopra si può vendere, si può fare un atto privato, il notaio te lo fa l'atto privato con l'abuso che insiste, basta scriverlo che c'è un abuso che insiste, e come tale anche l'atto concessorio si ritiene, secondo una parte della giurisprudenza, quella accreditata, che possa essere dato. Questo per arrivare a dire che se il risultato avremo non sarà attraverso la demanizzazione che sia idrico o che sia marittimo, ma attraverso una concessione generale quando decideranno di darla. E su questo punto c'è una contrapposizione tra la demanda dello Stato e la demanda della Regione su chi sia rete competente, perché pareva che l'orientamento fosse che si riconducesse alla demanda della Regione e quindi l'interlocutore più agevole qui davanti a noi, ma quella sentenza ha un po' creato un problema giuridico ulteriore. Il problema giuridico non ha risolto, perché la demanda dello Stato va bene, ma no, perché la sentenza fa Stato solamente da quelle parti lì e tutto il resto. Quindi non è una questione chiarita, non possiamo ragionare per sentenze ma anche di riparo. Quindi io non vedo la procedura della demanizzazione come la risposta, ma vedo l'atto concessorio. Insisteremo perché ci venga dato dall'ente proprietario. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Do la parola all'assessore Barbaro per la risposta a un'altra interrogazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura la risposta alla mozione presentata dal gruppo consigliare vista di Camiolo Sindaco inerente alla problematica sulla ludopatia. In risposta alla vostra interrogazione si ritiene opportuno precisare che il mandato del Consiglio Comunale, dato alla terza commissione consigliare, aveva l'obiettivo di approfondire la conoscenza di tutte le tematiche collegate ai giochi illeciti, avvalendosi della consulenza tecnica di esperti in materia. Per questo vi sono state diverse riunioni, 1701, 1602, 1603 e 2704 del 2017, con la verbalizzazione degli interventi e la raccolta di documentazione i vari soggetti indicati hanno prodotto a sostegno delle proprie tesi. Tutto questo materiale è depositato presso il settore servizio alla persona del Comune di Cavoli a disposizione, e quando mi risulta non è stato un accesso significativo, anzi solo un consigliere di minoranza ha chiesto copia dei verbali. Mi risulta che la Commissione avesse avuto anche il compito di stendere un regolamento che intervenisse in merito all'oggetto della mozione. Tuttavia gli uffici comunali erano continuati a raccogliere ulteriori elementi sull'argomento in particolare. In data 07/02/2018 e in data 5/3/2018 sono stati chiesti al SER dell'AS 4 i dati aggiornati delle persone in carico al SER. In data 09/02/2018 sono stati chiesti alla direzione del monopolio di Stato tutta una serie di dati sull'argomento. Anche questi dati sono a vostra disposizione. Le dati qui raccolti si evidenziano un sostanziale rilevamento della percentuale di persone seguite dal SER dell'AS 4 come giocatori d'azzardo patologici, 0,06%. Interessa tutti i comuni del comprensorio Veneto Orientale, sia per quelli che hanno adottato misure restrittive, sia per quelli i comuni che non le hanno adottate. Ricordo agli interroganti un decreto ministeriale del 25/07/2017 è stata disposta la riduzione del numero dei nulla osta relativo solo agli apparecchi C6A, pari al 35% del totale del nulla osta dell'esercizio attivi dalla data del 31/12/2016, e ha coinvolto anche il numero di new slot installati nel nostro comune. Inoltre il recente governo, con decreto legge n. 87/2018, convertito nella legge 9 agosto 2018 n. 96, è intervenuto sulla materia del gioco introducendo un divieto assoluto per la pubblicità di giochi e scommesse, incluse le sponsorizzazioni e le forme di pubblicità indiretta. In particolare l'articolo 6 bis sostiene che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale
le frodi dell'anno generale e quindi migliorare per garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dall'articolo 6. Da questa premessa rispondo alle vostre domande. Infine ha fatto tale commissione. La commissione, come la sua funzione, ha approfondito le conoscenze sulle tematiche collegate ai giochi illeciti, materia molto articolata, tipologie normative e modalità di fruizione. Esiti sono stati raggiunti, sono a disposizione presso il settore servizi alle persone, tutti i verbali e la documentazione raccolta durante le 4 riunioni svolte, tutte le date richieste al settore servizi alle persone, atti a monitorare la tematica del gioco e di tutte le altre forme di dipendenza del territorio dall'insediamento della Commissione ad oggi. Quali sono le intenzioni dell'amministrazione comunale? Il nostro comune, come da voi richiamato, ha sottoscritto con la Prefettura di Venezia ed altri organismi il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli, sottoscritto in data 25/02/2015, nel quale vengono formalizzate le buone pratiche da svolgere al fine di sensibilizzare su pericoli e rischi connessi al gioco. A riguardo la Prefettura è stata informata sul fondamento dei lavori della Commissione Consiliare. Inoltre, all'interno del progetto di nuovi tavolo della comunità, tavolo comunitario, sono state trattate tali tematiche e riferimento alle varie competenze degli attori partecipanti. Pertanto siamo convinti che il nostro sistema non ha bisogno di divieti, ma di riforme. Come ho già riferito dall'articolo 16 bis del decreto legge 87/2018, convertito nella legge 9 agosto 2018 numero 96, affida al governo il compito di disporre entro 6 mesi una proposta di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi allo sviluppo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale. Quali sono gli elementi sostantivi che non hanno portato al risultato? La continua evoluzione normativa della materia, il rischio di ricorsi di termini e non da ultimo il fatto che abbiamo colpito solo due tipologie di gioco, come evidenziano le relazioni di un'associazione di categoria intervenuta in commissione consiliare, la quale evidenzia gli apparecchi, gli slot e VLT sono solo all'8º posto per il gioco. Come da appunto il Ministero della Salute ricorda anche l'introduzione dei limiti distanziometrici e la limitazione dell'orario di esercizio sono stati bocciati da più collegi e non da ultimo dall'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, che dichiara inutili lo distanziometro e il divieto di pubblicità, bocciando la linea di maggio seguente. Possibilità di discussione dell'argomento questa volta in modo serio ed efficace. L'argomento in discussione in commissione è stato ampiamente discusso in maniera seria e equilibrata da parte di tutti i relatori, sia sotto il profilo etico e professionale specifico per il campo di applicazione di uno dei partecipanti. Nel corso delle 4 riunioni si è evidenziata la complessità di eventuali azioni da mettere in campo a tutela della salute e nel contempo garantire la salvaguardia dell'occupazione degli addetti e la libertà di impresa. Sì, grazie Giuseppe Barbaro per i suoi interventi. Lieve Conte ne ha facoltà. Grazie Presidente e grazie Assessore Barbaro. Quindi giusto per rifarmi, sono dispiaciuta che anche questa volta quindi non è stata presa una posizione. Mi riferite a delle leggi dello Stato, io mi rifaccio a una delibera della Giunta regionale che appunto è stata ha presentato un progetto quest'estate che ha riportato dei dati recenti. Infatti l'assessore Lazzarini si riferisce, quindi sono dati da più di qualche mese fa. I dati dell'Agenzia del Monopolio evidenziano un continuo incremento dei volumi del gioco d'azzardo in Veneto, che risulta essere la quinta regione in Italia, schizza al terzo posto per cifre giocate alle cosiddette macchinette. Il Veneto è preceduto soltanto dalla Lombardia e del Lazio. Nel 2016, anno in cui ho presentato la mozione, anni fa, i giocatori problematici in Veneto risultavano 32.500 e i potenziali malati del gioco patologico sono stimati tra i 3.200 e i 3.700.
Purtroppo solo la metà di queste persone si rivolgono ai servizi sociali, al CERT o per la tutela per prevenire per curare il problema della ludopatia. Sempre in base ai dati regionali, i volumi delle giocate delle BDL denotano una netta propensione rispetto alle macchinette, come ho detto. Lo scorso anno i Veneti hanno speso in giochi scommessi 6 miliardi e 106 milioni. È come se ogni residente neonato o anche centenario, completo, avesse giocato 1245 euro a testa. Tanto per dare un esempio pratico, si può dire che il volume del giocato in verso 2017 arrivano tra i casi, slot machine, videolottery e sale bingo, e sono paragonate subito il costo complessivo del Mose. Quindi questi qua sono numeri allarmanti, anche perché procurano delle patologie nei confronti di determinati soggetti fragili che si isolano e non vogliono mettere la problematica. A questo punto la Giunta regionale del Veneto ha varato lo scorso anno un piano regionale di prevenzione in contratto in collaborazione anche con l'ASL, i SERD e le associazioni del territorio, stanziando 5 milioni e 3 di euro per sostenere campagne di sensibilizzazione in tal senso. E di conseguenza ha stilato anche un progetto di legge, che probabilmente sarà approvato il prossimo anno perché mi hanno riferito che è assieme ad altri MITER, per sostenere l'iniziativa degli enti territoriali, dei servizi sociosanitari e delle agenzie educative degli interventi della prevenzione. Questo disegno di legge è articolato in 15 articoli, a differenza di quello che avevo detto prima, che si riferiscono proprio alle distanze, appunto giochi alle distanze per 100 metri comuni, 500 inclusioni di 5.000 abitanti, allo stop degli orari, come avevo messo nella mozione, in determinati periodi, e il fatto confermiamo quella della non pubblicità delle vincite e obbligo di vetrine trasparenti per le sale delle agenzie. Quindi non è vero che non ci sono dei divieti. La Regione Veneto è in tal senso e tale orientamento è stato preso dopo 2 o 3 mesi dalla presentazione del regolamento dal Comune limitrofi tipo Salonà e Mugile. Quindi mi dispiace, finisco che questo disegno di legge poi la Regione dice sarà compito delle varie amministrazioni stabilire l'urbanizzazione degli stessi a seconda delle necessità e quindi saranno i comuni a dover decidere come installare o disinstallare queste macchinette. Prevede anche che ci siano degli incentivi e degli aspetti premiali nei confronti di soggetti che dismettono o evitano di depositare queste macchine. Parlo di macchinette perché è il danno maggiore. Quindi sono dispiaciuta che il Comune non abbia in qualche modo preso posizione o approvato il regolamento che aveva firmato a suo tempo con la Prefettura. Grazie. Grazie, consigliere Conte. Ci sono altri interventi? Sull'intervento passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Sono da approvare i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal numero 37 della seduta del 31/7/2018 al numero 49 della medesima seduta e dal numero 50 della seduta del 27 settembre 2018 al numero 58 della medesima seduta. Se ci sono interventi sull'intervento, passiamo ai voti favorevoli. Voti astenuti, voti contrari. Delibera è approvata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che
per titolo Servizi Sanitari Territoriali e punto di primo intervento, aggiornamento e relazione del direttore generale dell'ASL numero 4, esame e dibattito. Una breve nota: dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 31/7/2018 della mozione avente ad oggetto ripristino della presenza del medico presso il punto di primo intervento di Carole, azienda ULSS numero 4 Veneto Orientale, nel periodo annuale 1 ottobre-30 aprile, con propria nota 28/2018, il Sindaco ha inoltrato la mozione al Presidente della Regione Veneto unitamente alle richieste di incontro urgente per le possibili soluzioni. Tale nota non ha avuto riscontro dalla Regione, ma direttamente dalla Direzione Generale dell'azienda ULSS 4, che si è offerta per delega del Governatore a dare riscontro del Consiglio Comunale alla mozione. L'occasione è quindi quella di discutere più in generale anche dell'intera situazione dei servizi sanitari del nostro territorio. A riguardo, su richiesta del Sindaco, l'azienda sanitaria è data la disponibilità a relazionare in questo Consiglio Comunale. Invito quindi, visto che sia il segretario Tonobile che l'assessore Giusso e Borgo già tenuto il posto, quindi invito a raggiungerci il dottor Carlo Bramezzo, direttore generale dell'ASL, il dottor Mauro Filippi, direttore dei servizi sociosanitari dell'ASL, il dottor Fabio Toffoletto, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ULSS 4. Invito i consiglieri comunali a non interrompere le tre esposizioni, riservando solo al termine delle relazioni le eventuali richieste di chiarimenti e di integrazioni. Grazie. Prego il direttore, il dottor Lamezza. Grazie Presidente, grazie al Sindaco per l'invito. Porto il saluto del Governatore che da subito mi ha interessato di questo argomento e di cui ho relazionato in continuità con il vostro Sindaco già da quest'estate, finché proprio su disposizione del Presidente partecipiamo a questo Consiglio Comunale, con appunto l'invito del Sindaco e del Presidente, per fare un po' il punto della situazione in generale della sanità nel nostro territorio, in particolar modo di Carole. Diciamo che volevo fare un passo indietro. Il punto di primo intervento di Carole nelle schede regionali, ospedaliere, si chiamano schede ospedaliere, ma che stabiliscono praticamente qual è la presenza e le modalità della presenza dell'azienda sanitaria nel territorio, non aveva mai previsto l'apertura nel periodo invernale a Carole di un punto di primo intervento. Parliamo solo del punto di primo intervento e non di pronto soccorso, perché sono due cose che sappiamo essere diverse. Mentre ha sempre previsto la disposizione regionale, cioè dall'ultima disposizione regionale, la presenza nel periodo estivo di una copertura H24 con la presenza di un medico urgentista, e nel periodo invernale invece, cioè tutto l'anno comunque, la presenza di un'ambulanza che fosse presente sempre nel territorio di Carole H24. Quando c'è stato posto la scadenza di una convenzione con una cooperativa, quella di ripristinare il servizio o meno, abbiamo fatto fare una valutazione ai nostri tecnici sull'opportunità di aprire o meno questo servizio, che comunque era un servizio di 9 ore al giorno, dalle 8 alla mattina al pomeriggio di questo servizio, facendo una valutazione del suo utilizzo e soprattutto per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Le risultanze, che dopo illustrerà meglio il dottor Tuffoletto, che è il nostro direttore dell'area critica, cioè non solo primario dei reparti di rianimazione a San Donato Rurale, ma si occupa di tutto il settore dell'urgenza e emergenza, quindi i nostri pronti soccorsi, i punti di primo intervento. Comunque le considerazioni che ha fatto l'azienda in quel momento era se dover chiedere una modifica alle schede regionali per l'apertura anche nel periodo invernale
del punto di primo intervento di Cavallino, oppure se individuare e chiedere alla Regione delle soluzioni diverse che fossero più compatibili con le necessità dei cittadini di questo territorio. Cosa che i tecnici hanno fatto, dopo darò la parola al dottor Foletto, che hanno fatto e che rilevano che la sicurezza dei nostri cittadini noi la garantiamo nel momento in cui, in caso di urgenza e emergenza, che possono essere quelli classici, cioè l'ictus, l'infarto o l'evento traumatico che può essere l'incidente o la caduta in casa di una persona anziana, la frattura del femore, queste cose, si risolva con il trasferimento più veloce possibile in una struttura che possa, che abbia gli specialisti, cioè il cardiologo, il neurologo, insomma, oppure l'ortopedico, quello che serve, per immediatamente intervenire e salvare la vita alla persona. E questo avviene attraverso un sistema di trasporti che sia efficiente e quindi una presenza sul territorio di ambulanze ed automediche che possono permettere l'immediato trasferimento della persona, non quindi il raggiungimento di una struttura quale il punto primo intervento che non avrebbe la capacità, la possibilità di intervenire in maniera adeguata sul paziente per risolvere il suo problema immediato. Dall'altro lato abbiamo lavorato molto in questo periodo per fare in modo che la medicina di base si riunisse in una forma aggregata. Avevamo individuato nella sede distrettuale la sede dove porre i medici di medicina generale che in forma aggregata potessero garantire un servizio dalla mattina alla sera. A questo progetto iniziale avevano aderito 5 medici. Ora la Regione ha licenziato il piano per a livello aziendale, ma che partirà subito sia a Cavallino che sia a Caorle che a Mugile di Piave, per la costruzione di 2 medicine in gruppo con 7 medici, comunque poi il dottor Filippi ci darà maggiori, e questo porterà anche l'aumento, diciamo così, di risorse per queste medicine in gruppo a cui l'azienda darà anche la possibilità di avere non solo un infermiere professionale, ma anche un'attività di segreteria nell'arco dell'intera giornata, questo per facilitare i nostri cittadini. Nel frattempo abbiamo inaugurato non da molto qui a Caorle un nuovo sistema che stiamo implementando su tutto il territorio aziendale, che è quello dell'ambulatorio infermieristico, dando quindi la possibilità ai nostri, soprattutto alla popolazione anziana che ha più difficoltà a muoversi, a trovare in loco quelle attività di cui possono necessitare senza doversi spostare in un ambiente tipo ospedaliero, a San Donato, a Podolaro o a Jesolo. E quindi tutte le attività che vengono svolte di presa in carico del paziente, soprattutto anziano, che non vengono svolte dai medici di medicina generale, ma nella continuità della cura vengono svolte appunto da questo ambulatorio infermieristico. L'attività di questo ambulatorio sta andando molto bene, poi il dottor Filippi ci darà dei dati, ma mi sembra che fino ad oggi sono state prese in carico più di 400 prestazioni, quindi è sempre su indicazione dei medici di medicina generale. E a questo poi si aggiungerà l'infermiere che la medicina di gruppo avrà a disposizione, sempre con fondi messi a disposizione dell'azienda. Voglio dire che quindi ci siamo mossi sia sul lato dell'urgenza e emergenza e abbiamo presentato alla Regione il risultato di questo lavoro che è stato fatto dai primari del pronto soccorso, coordinati dal dottor Tofoletto con il 118 di Mestre e con il CREU regionale, cioè il centro di riferimento dell'urgenza e emergenza a livello regionale, proprio perché l'obiettivo fondamentale è quello di fare in modo che il paziente, il cittadino in stato di urgenza venga trasferito immediatamente in un luogo di cura dove possa essere curato, quindi l'unità coronarica nel caso dell'infarto, la stroke unit nel caso dell'ictus, i reparti di ortopedia di San Donato, di Portogallo nel caso di frattura, di incidente, quindi queste cose qua. Nel periodo estivo invece continueremo a tenere aperti i punti di primo intervento in maniera rafforzata,
complicata perché l'afflusso di persone che abbiamo sul litorale è quello che tutti conosciamo e quindi serve più personale per sempre mettere in sicurezza il paziente per poi trasferirlo negli ospedali di San Donato o Portogruaro oppure negli ospedali hub di Mestre o di Padova, di Treviso, nei casi in cui vi sia la necessità. Questa attività è stata svolta appunto dai nostri tecnici. Di questa attività abbiamo riferito al Presidente della Regione che mi ha autorizzato a presentare una proposta alla Giunta proprio di rafforzamento della presenza di infermieri, di un'ulteriore ambulanza non solo per il territorio di Cavolo ma anche per la zona della salute di San Giorgio, della salute fino ad arrivare praticamente nel basso portoghese e di 2 auto mediche, quindi con il medico a bordo, che si possono muovere velocemente sul nostro territorio, tenuto conto che noi abbiamo un territorio molto difficile, perché ovviamente c'è tutta la parte non solo della costa, ma anche la valle di Casoni, di Falconera, ma questa in realtà c'è in tutto il territorio che va da Punta Sabbioni fino alle foci del Tagliamento, quindi sono località che sono difficilmente raggiungibili se non con tempi che necessitano di mezzi adeguati. Questa è l'indicazione, la strada che l'azienda ha inteso assumere e sulla quale stiamo proseguendo, sempre non in spirito di chiusura di servizi, di risparmio. Questa attività che stiamo mettendo in piedi sia a livello territoriale con la medicina in gruppo, sia con questo rafforzamento della presenza delle unità di soccorso sul territorio, hanno dei costi molto più elevati rispetto alle 9 ore del medico a Cavolo, quindi non è sicuramente un problema economico, ma è proprio il modo con cui l'azienda intende efficientare il sistema proprio della messa in sicurezza dei nostri cittadini. Io darei la parola al dottor Fuffuletto, dopo che ormai sono qua per eventuali altre cose che ritenete. Grazie, buonasera a tutti. Il dottor Lamezza ha toccato tutti i punti principali su cui sono state fatte le riflessioni in questo periodo. Una parola lasciatemi dire per la stagione scorsa che ha visto il PP di Cauda ancora una volta soddisfare in maniera egregia ed efficiente le richieste di soccorso, di primo soccorso da parte del Presidente e di tutta la popolazione. Sono stati circa 4.300 accessi con 23 codici rossi, che sono quelli veramente in cui la vita può essere salvata in pochi minuti e deve essere salvata in pochi minuti, facendo riferimento a quello che dice il dottor Bramezza, le patologie dipendenti che sono infarto, ictus, le patologie di natura ostetrica e quelle che i traumi. E ovviamente ha fatto fronte anche a quella gran quantità di codici bianchi che sono circa il 50% di quelli che si regolano al pronto soccorso, che sono tutte quelle situazioni, quelle patologie, quei malessi che possono essere assolutamente risolte tramite il proprio medico di base. Quando ci siamo trovati 2 anni fa a rivedere l'asset dell'urgenza e emergenza, ci siamo posti un problema su come poter razionalizzare e rendere soprattutto più efficiente e sicuro l'emergenza nel territorio, che sapete tutti è coordinata dalla centrale operativa 118, e abbiamo fatto uno studio insieme con la centrale operativa su come e su che cosa si poteva fare per migliorare e che cosa magari in quel momento poteva non essere assolutamente, non andare incontro a migliorare ulteriormente i criteri di efficienza e sicurezza. E effettivamente analizzando i dati che avevamo avuto dagli accessi nei vari anni, perché dopo la fine i trend sono abbastanza sovrapponibili, presso il PP di Cavre effettivamente si vedeva un enorme sottoutilizzo del medico che era presente, un sottoutilizzo che non andava a migliorare ulteriormente la sicurezza del territorio, soprattutto per quanto riguarda le patologie tempo-dipendenti. E dall'altra parte ci siamo chiesti anche, sì, benissimo, questa situazione non ci migliora, non ci dà dei punti in più rispetto a quello che potrebbe avere se non ci fosse. Che cosa possiamo fare
in alternativa o meglio per efficientare tutto il sistema, e ci siamo rivolti verso due strade sostanzialmente. La prima, quella di migliorare il tempo di arrivo in termini si dice sul TAC, laddove il paziente sta male, e farlo quanto prima possibile. Io stesso l'ho sperimentato, quando si chiama il 118 possono essere 2 minuti, possono essere 10 minuti, vi garantisco è eterno, quindi il tempo si dilata, quindi aumentare, cioè diminuire quanto più possibile il tempo di arrivo, che deve essere almeno non superiore ai 18 minuti. Provate a immaginare che per attivare un'ambulanza vuol dire che l'infermiere e l'autista saltano da dove sono, devono entrare in ambulanza, quindi vuol dire che almeno 2 o 3 minuti li utilizzano per salire in ambulanza, e poi il resto del tempo 15 minuti per arrivare sul TAC. Quindi 18 minuti sembrano tanti, ma in realtà sono pochissimi. Quindi da un lato migliorare i tempi di arrivo laddove c'è bisogno, dall'altra parte di utilizzare le risorse e di razionare le risorse che già potevano essere presenti all'interno del punto di primo intervento, perché lo sono fisicamente, e quindi sviluppare una collaborazione con i medici di base che sono presenti, un ambulatorio infermieristico che comunque ha una presenza per 3 volte alla settimana, i medici di base sono presenti tutti i giorni all'interno del PP, quindi c'è la presenza di medici, e sulla falsa riga di quanto abbiamo già fatto quest'estate a Cavallino di localizzare la guardia medica all'interno della struttura stessa dell'ambulatorio del PP. Questo per 2 motivi sostanzialmente. Primo, per dare una maggiore sicurezza, visto tutte le situazioni di pericolo che si trovano anche per i medici, magari da soli, sono isolati in ambulatorio, penso anche perché sono dottoresse, sono da sole, e quindi dare una maggiore sicurezza personale. Dall'altra parte fa sì che all'interno dello stesso PPI ci sia un medico di continuità assistenziale, ma che comunque è presente sempre di notte ed è presente di giorno, di sabato e di domenica. Quindi per quanto riguarda invece l'arrivo sul target, abbiamo fatto una proposta che se è stata condivisa con il centro operativo 118, come diceva il direttore, con il CREVO, cioè il centro regionale di emergenza e urgenza, se viene accolta, speriamo che venga accolta all'interno del nostro territorio, ci porterà a un'ulteriore e maggiore sicurezza. Primo perché avrà 2 automediche, quindi 2 cori ospedalieri, e in più un terzo mezzo dell'ambulanza che andrà a rafforzare ulteriormente il presidio che c'è qui a Cavolo, cioè nel senso che il territorio di questa zona a Cavolo, Portugallo. In questa maniera i tempi dovrebbero ancora essere minori di arrivo sul target, laddove ce n'è bisogno, e in questa maniera avere da un lato una maggiore efficienza per chi è presente a Cavolo durante l'inverno, perché avrà un ambulatorio infermieristico e i medici di base, dall'altra anche chi ha bisogno, veramente bisogno, cioè c'è una questione di vita o di morte, i tempi saranno ancora, speriamo, ancora più brevi. Quindi su queste 2 strade. Prima il dottor Brezza citava la frattura di femore, è un motivo di orgoglio della nostra azienda, recuperiamo quasi il 100% delle persone che si fratturano il femore entro le prime 24 ore, non c'è nessun'altra struttura ospedaliera nel Veneto in Italia che ha questi risultati. Quindi cerchiamo soprattutto di vedere che cosa c'è e là dove possiamo lavorare per migliorare ulteriormente. Grazie. Buonasera, allora faccio anch'io un aggiornamento su quella che è la situazione del distretto complessivamente e della medicina territoriale, medicina di base dello specifico. Faccio un passo indietro. Nel 2017 abbiamo ragionato sulla possibilità, attraverso una revisione interna degli spazi e dei servizi che avevamo qui a Caore, sulla possibilità di introdurre nuovi servizi che all'epoca non erano presenti e di creare anche un'area da dedicare alla medicina territoriale, alla medicina di base, non solo perché l'idea era di mettere assieme i medici, perché con
si è assieme si può anche condividere e appunto lavorare con più sicurezza, ma perché questo è un progetto che nasce ancora da quel precedente piano sanitario regionale e che nel nuovo piano è fortemente ricordato, è un progetto che porta a rivedere complessivamente l'organizzazione della medicina di base nel territorio della regione. Perché questo? Perché ormai siamo tutti consapevoli, lo siamo tutti, del fatto che la gestione della medicina territoriale passa attraverso i medici di medicina generale, e la medicina territoriale significa essenzialmente la presa in carico del paziente cronico, della persona con patologia cronica, che non deve essere gestita in ospedale, ma deve essere gestita a domicilio con strutture che abbiano le caratteristiche delle strutture territoriali, vedasi gli ospedali di comunità piuttosto che le unità riabilitative territoriali, piuttosto che gli hospice. Allora, in questo percorso abbiamo ridisegnato, in accordo anche con l'amministrazione comunale, un po' quello che era il planning del nostro distretto, individuando un'area da proporre ai medici di medicina generale che in quel momento, quindi parliamo del 2017, sono entrati in 5 con la loro forma associativa nell'EP, che era l'associazione, che è una forma associativa della medicina di base, e a questi 5 si è unita da quasi subito anche un medico singolo, quindi attualmente oggi abbiamo 6 medici utenti. Con loro abbiamo fatto anche un accordo di massima rispetto alla possibilità di formulare da subito un progetto per la costituzione delle medicine di gruppo, con la disponibilità, cosa che poi così è stata, di avere già la presenza nella più ampia fascia oraria possibile del giorno da parte loro. Quel progetto è stato trasmesso in regione, abbiamo sviluppato un primo progetto nel 2017 e successivamente rielaborato proprio quest'anno, quando la regione ha chiesto a tutte le aziende di elaborare un piano di sviluppo